Benvenuti amici telespettatori, siamo in questa seconda puntata del format TV Icnos Music Show dei Indigenous Artists. Io al Poeto di Cagliari, in un panorama bellissimo, in compagnia dell'artista sardo Matteo Costa, in arte Magno MC. Ciao Matteo, buongiorno. Ciao a tutti i telespettatori. Però non mi sposto né mi prosto. Visto che il tuo mondo porco in fondo conto fuoco con uno sconto. Ma non mi nascondo se non sfondo. Preso il colpo e rompo, gioco sporco, tutto rompo. Pronto chi mi trovo contro che si affondo non mi stoppo. La nave salva e non sa più dove andare. Qualcuno ha visto in città il suo comandante. Quando lei poi tornerà stare a aspettare. Questo timone è nostro che se nessuno sa ora in che mani andrà. Ti cagava da lontano fa Uela, 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 io sono tuo fan. Dannati voi parassiti di merda. Dove eravate quando c'era da sentire me? Ora che siete con il culo a terra, bussate, scassate le palle. Quando il mare anima l'arte, più storie impresse nella CD. Non la mia Cagliari, c'è sempre il sole lì. Tra piazze e piazzette, spiagge, palmette, regna lo stile liberty. Sì, non la mia Cagliari. Benvenuti a questa seconda puntata di Icnos Music Show dei Indigenous Artists. Siamo qui oggi con l'artista sardo Matteo Costa, in arte Magno MC. Ciao Matteo. Ciao Manuel. Benvenuto Ciao a in tutti. puntata. Abbiamo voluto scegliere di fare questa puntata in esterna per mostrare anche le bellissime location della città. E che location? Bene, partiamo quindi con questa nuova intervista. Matteo, presentati al pubblico. Allora, ciao a tutti, io sono Matteo, in arte Magno, sono un cantante, rapper e soprattutto artista di Cagliari. E oggi sono qua per presentarmi appunto me e la mia arte, che compongo i miei prodotti tutto da zero. Matteo Sì. o Magno, come preferisci essere chiamato? Ma fai tu, mi piacciono tutti e due. Come è iniziato il tuo percorso artistico? Inizio a fare il primo testo a 14 anni. Mi ricordo che avevo un amico con il PC e un microfonino. Abbiamo deciso di provare a registrare. Appunto, abbiamo registrato il pezzo in questa cameretta, lo abbiamo riascoltato e lì ho smesso. Sogno d'essere un po' contento, senza pressing dello stipendio. Ancora fede targata Mercedes, non succede però se succede. Boom, bella vita, boom, foto ogni salita. Il mio culo compra lingua nel tempo di un margarita. Adesso posso dirlo, metà della metà è andata figata, ma ci vediamo dopo che si spende. Poi 2 anni dopo ho rincominciato e oggi, cioè senza interruzioni, capito? Fino ad oggi senza alcuna interruzione. Esatto. Ed è stato uno scandalo, guarda. Perché è uno scandalo? Come mai? Perché il testo faceva pena, la metrica ancora di più, però c'è da dire una cosa, per essere il primissimo testo aveva già una struttura, ovvero una strofa, un ponte e un ritornello. Matteo, nel tuo percorso artistico, quali sono gli artisti che hanno influenzato il tuo stile? Ma io direi quelli che contano, quelli forti, più o meno sappiamo tutti quali sono. Eminem, un po' per il suo enfasi, la sua tecnica e alcuni suoi testi. Poi mi è piaciuto tanto Tech 9, appunto sempre per la tecnica, è un grande flow, un maestro tecnico, appunto mi è piaciuto un casino. Poi Snoop Dogg, che è praticamente l'opposto, però comunque è un maestro di flow, e poi qualche altro, però insomma la scuola l'ho fatta con loro. Magno, quali sono i generi che tratti? Allora, parto come rapper, esclusivamente rap, poi mano a mano facendo canzoni, testi, mi venivano altre ispirazioni di altri suoni, quindi mi sono spostato volentieri anche sul pop, rap, rock, trap, drill, che oggi va molto, quindi sì, un po' di tutto. Anche pezzi dance. Il mio album non a caso contiene più di 10 generi diversi. Colla e quindi si scolla e schizza. Posso fare a meno del suo vedo, non vedo. Quando passa per i viali con la mini mi chiedo: ma dove va? Gina, quanto
Il tuo album, Sì. quando è uscito, come si chiama? Così facciamo sapere al pubblico dove può vederlo. Allora, si chiama Reset, è uscito il 24 giugno, lo possono vedere su tutte le piattaforme. Buon ascolto perché ne vale davvero la pena, è uno degli album più grassi degli ultimi anni, non solo di numero di tracce perché ne contiene 18, ma proprio come suoni, argomenti e metriche. Bene Matteo, cosa cerchi di esprimere nei tuoi testi, nelle tue canzoni? Le mie canzoni sono molto dettate dal mio stato d'animo del momento, quindi c'è il periodo in cui esprimo odio verso il mondo e verso tutti, quindi esce una canzone cattiva. Impasti con flow meccanico, sono un cazzo di cyborg G25 e più bato ciò che hai fatto tanto quanto il bygone. Vai mo zio che pompo da Dio, dalla Barta alla Smart, dalla Benz alla Clio. Tratto dati che manco le banche dati, sti cantanti ritardati li impacchetto e mando nell'oblio. Fanculo frate sì, fanculo frate Come si può dire? È il periodo dove sono più a mio agio e magari faccio la canzone d'amore oppure il pezzo rap, come si dice, cazzone, cioè ignorante, spazio un po' qua e là, temi sociali anche, un po' di tutto diciamo, non mi autolimito, non mi piace. Sempre cercando di dare metrica e flow e creare dei suoni originali, sì, del momento ma non clonati da altri artisti, perché voglio sempre essere originale. Sono già troppi i cloni, quindi voglio creare qualcosa di orecchiabile un po' per tutti, di tutte le salse. Da quello che ho potuto sentire è anche qualcosa di diverso, perché ho ascoltato dei sound molto interessanti. Tra l'altro, Matteo, suppongo che per poter mettere su il tuo album, composto da 18 pezzi appunto, avrei dovuto collaborare, quindi fare delle featuring anche con dei produttori. E chi sono questi produttori che ti hanno aiutato in questo progetto? Primo Tony Medas, gli altri sono Oh My God It's Fame, Della Karate Records, della Karate ricordiamo Records. che abbiamo intervistato nella scorsa puntata. Roby, alcune parti le ha fatte Flavio Secchi, il chitarrista fortissimo. Quali sono i testi ai quali sei più legato? I testi, le canzoni, dici? Allora direi Cagliari, perché è una canzone che ho pensato per vari mesi, non ho voluto fare subito, perché ci tenevo uscisse bene. La canzone è dedicata alla mia città e devo dire che anche grazie al lavoro dei ragazzi del karate appunto è uscito davvero un bel prodotto e ne vado fiero. Consiglio anche di ascoltare al pubblico a casa. Cagliari, Cagliari, dove il sole annidi, sai qui l'estate è sempre stata la Queen. Vieni qui, Cagliari, Cagliari, dove il sole annidi, sai qui l'estate è sempre stata la Queen. E poi come un altro pezzo direi Autodrill, perché è la mia prima canzone genere drill, però allo stesso tempo è molto originale perché parla di Italia. Ok, non il classico bang bang, pistole finte e droga. Quindi sì, anche a quel pezzo sono molto affezionato e ne vado fiero. Magno, cosa ne pensi personalmente dell'attuale scena hip hop? Allora, parto da questo che non sono un grande fan della scena hip hop italiana, però sento artisti abbastanza validi, però allo stesso tempo incompleti, nel senso c'è chi è fortissimo a fare i testi, però pecca metricamente, e poi l'opposto, gente magari molto brava con le rime, con la metrica, col flow, però hanno testi veramente banali. Quindi c'è un po' questo che non mi piace, non trovo un artista completo. Bene. Ci hai parlato del tuo nuovo album che è uscito il 24 giugno, Reset appunto, ma attualmente stai già lavorando a qualche altro nuovo progetto? Sì, sto lavorando a un nuovo LP, completamente di genere diverso. Non posso spoilerarvi niente, però a breve avrete
qualche nuova informazione. Questo però è un progetto un tantino più elaborato perché anche se contiene meno canzoni c'è il triplo del tempo investito e anche delle risorse. Ho fatto quel salto di qualità che ricercavo, quindi si sentirà anche una maturazione dell'artista, non solo a livello di canto ma anche proprio di testo e di espressione artistica. Bene, bene. Siamo curiosi di vedere il tuo nuovo lavoro. Grazie. Matteo, suppongo che tu sia presente sui social, ormai tutto gira intorno ai social. I telespettatori che sono in ascolto oggi dove possono cercarti, contattarti? Allora, ovviamente sui social, Magno dei Real su Instagram, Magno MC su YouTube e Spotify, dove possono sentire tutti i miei brani, almeno gli ultimi, quelli che contano. Per vari concerti, bomba, contattatemi. Bene amici, siamo giunti anche oggi al termine della trasmissione. Ti ringrazio Matteo per essere stato il mio ospite oggi. Grazie a voi. Speriamo di rincontrarci per qualche altro servizio interessante. Sicuramente. Alla prossima. Grazie. Ciao a tutti. Ciao ragazzi. A quest'ora stavi sotto un portico, incenerisco queste crazy bitch. Fanno male come la malaria, ragazzini malpresi in street.